Cielo grigio sopra Pontida e il cielo resta grigio anche in un Veneto dove il tempo non volge al bello per la Liga. Il Veneto sembra una polveriera, commissariamenti, contestazioni, mozioni di sfiducia e, come nel caso di Treviso, dimissioni. Nel pratone di Pontida, nell'era Tosi-Maroni, c'è meno marca trevigiana. Il caso Granello è ancora caldo, tutto da decifrare, ma i trevigiani a Pontida non ci danno tanto peso. Noi siamo uniti a Treviso. Le dimissioni di Granello sono arrivate come un fulmine a ciel sereno. Penso che possa essere una cosa che possa rientrare tranquillamente. Sul palco di Pontida c'era anche Federico Caner, capogruppo in regione, e anche per lui il caso Granello è destinato a rientrare. Granello deve restare? Ma secondo me sì, anche perché ha la fiducia di tantissimi e quindi è giusto che continui col lavoro che ha intrapreso, anche perché è un momento in cui bisogna mediare tra le diverse posizioni se vogliamo ripartire. Intanto il caso Veneto ha fatto parlare anche a Pontida. Il primo a far capire che il vento del nord è anche un vento di guerra è stato Umberto Bossi. Fratelli Veneti, non c'è il minimo dubbio che a furia di commissariare il Veneto ormai è tutto commissariato, non c'è più una sola provincia intatta, intera, in piedi, quindi è arrivato il momento in cui diciamo, la Lega rifà i congressi. E congresso subito per il Veneto reclama anche uno striscione che appare durante l'intervento di Flavio Tosi, che non presta però il fianco alle polemiche e tira dritto. Allora, a parlare da qua, come diceva Matteo, è sempre una grande emozione. I leghisti sul prato di Pontida hanno ascoltato, la linea Maroni è condivisa, ma restano molti dubbi sulla guida del partito in Veneto. A testimoniarlo anche quello striscione arrivato sul palco insieme a Zaia e ai consiglieri e assessori regionali. E tanto per cambiare si chiede il congresso. Attimi di imbarazzo anche per il governatore. Togli quello dello striscione, toglilo. Per favore toglilo. Poi la giornata è continuata con Maroni e l'annuncio che i diamanti di Belsito verranno dati alle sezioni più meritevoli. Eccoli qua i diamanti di Belsito, eccoli, sono per i militanti, sono per le sezioni, 11, 13 anzi diamanti veri, del valore di circa 10.000 euro l'uno. Alla fine tutti a casa con il fango sui piedi, il resto è pieno di incognite, a cominciare dall'appuntamento di sabato, un Consiglio nazionale che potrebbe riservare altri colpi di scena.